Orgo solo commemora, t'imploro, assi scomparso viso intelligente, dignesse scoronata fozzar d'oro, dignesse scoronata fozzar d'oro. Su Maimone Une, maschera carnevalesca di tradizione orgolese. Su Maimone Une è annoverata tra le maschere brutte della Sardegna. Essa presentava analogie con le maschere dei paesi vicini. In modo particolare era il rito ad accomunare le maschere delle diverse comunità. La maschera era composta di pelli di bue, di cavallo, di cinghiale. Queste venivano pulite, trattate con il sale e lasciate asciugare all'aria. Questo trattamento permetteva innanzitutto la conservazione delle pelli e in secondo luogo il loro indurimento e il loro utilizzo per comporre la maschera. Dai racconti degli anziani orgolesi risulta che le pelli più comunemente usate per fare la maschera fossero quelle di bue. Con esse venivano usate anche le corna dei bovini che vi venivano poste sul capo della maschera. Molto probabilmente le pelli dei bovini erano le più usate, perché erano anche quelle che potevano essere procurate con maggior semplicità, viste anche le attività economiche principali del paese. Il viso dell'uomo che veniva vestito era reso irriconoscibile grazie all'uso della fuliggine, ossia su tutti i vedi. Questo veniva ottenuto bruciando un pezzo di sughero sul fuoco. Esso diventava nero e veniva così utilizzato per tingere il viso della maschera. Bisogna dire anche che, secondo alcune testimonianze, per rendere riconoscibile il volto della maschera, si usava anche coprirlo semplicemente con pezzi di tela o stoffa. Per completare il vestito della maschera veniva spesso usate parti del vestiario tipico degli orgolesi, ossia parti del costume di Orgosolo, come per esempio la camicia, samisa, oppure il gonnellino di Orbace Savrà. Con questi venivano indossati anche i calzoni di tela bianca o scarzones, o i gambaletti di Orbace Arfas, gambaletti che potevano essere sostituiti da pelli di agnello Zaspededdas. Chi non aveva la possibilità di avere a disposizione il costume indossava pantaloni in velluto normali a salonga o alla cavallerizza a scorta, accompagnati questi da cambali di cuoio o scambales. La maschera poteva essere solo o più spesso guidata da un'altra maschera, il contadino. Questo indossava una mastrucca, zaspelle, un giaccone fatto di pelle di pecora conciata e gli indumenti da tipico contadino del paese. La maschera guidata era legata con una fune di pelle, zazoa, che è una corda tipica della società agropastorali perché ottenuta dalla lavorazione delle pelli dei bovini. La maschera guida usava spesso e volentieri un pungolo su puntuglio, che aveva una punta molto acuminata applicata ad un'estremità. Alla stessa estremità spesso veniva legata una cinghia di pelle lunga e sottile. Questo arnese veniva usato per stimolare, alzare o addirittura maltrattare la maschera legata. A tal proposito va detto che alle persone che indossavano la maschera sotto le pelli venivano applicati dei pezzi di sughero affinché attutissero e riparassero i colpi inferti dalla maschera guida. Maschera guida che nella maggior parte dei casi non rispettava mai il tacito accordo di picchiare e pungere solo le parti del corpo protette. A detta degli anziani è stata questa una delle maggiori cause della scomparsa, o meglio del disuso de su Maimone di Une, ossia la mancanza di persone disposte a subire i maltrattamenti della maschera guida. Negli ultimi anni, in cui ad Orgosolo è stata fatta sfilare la maschera, si è addirittura ricorso a ingaggiare a pagamento persone forestiere che ne erano ben a conoscenza di come sarebbero andate le cose. Ma ben presto anche questa via si presentò poco praticabile perché gli stessi motivi succitati diventò difficile anche tra i forestieri trovare persone disposte a interpretare il ruolo di su Maimone di Une. La maschera era legata agli antichi riti agristi della Sardegna. Essa aveva lo scopo di scacciare gli spiriti cattivi e i demoni che potevano distruggere i raccolti dell'annata. I racconti popolari trasformando fin dall'antichità che queste figure si trasformavano in animali e così calpestavano e distruggevano il lavoro del contadino.
Per rivendicare il danno subito, le maschere conducente, ossia il contadino, costringeva la maschera legata o aggiogata su maimone di une ad andare in giro per il villaggio, considerandola colpevole dei danni che esso aveva subito nell'annata precedente, frustandola, facendola vergognare e soggiogandola al suo volere, nella speranza che l'annata agraria, che stava per iniziare, le cose potessero andare meglio di questa passata. Le maschere erano costrette a ribellarsi, a stramazzare per terra, irrigidendosi e girando su se stessa, ad urlare, a cercare di sfuggire a questi trattamenti. La gente assisteva curiosa e osservando attentamente la maschera che così severamente veniva punita. Avevano lo scopo di spaventare i nemici delle greggi e delle coltivazioni. Il rito consisteva nel cacciare gli spiriti cattivi o il demone che potevano distruggere i raccolti dell'annata. I racconti popolari tramandano fin dall'antichità che queste figure si trasformavano in animali che calpestavano e distruggevano il lavoro del contadino. Per rivendicare il danno subito, la maschera conducente costringeva la figura unica o aggiogata, considerandoli colpevoli, frustandoli ogni tanto e obbligandoli in giro per il villaggio, vergognandoli fra la gente per le malefatte compiute. Le maschere, per difendersi dalle accuse, si ribellavano, stramazzando per terra e irrigidendosi, girando su se stessa. Tutta la gente che assisteva curiosa osservava attentamente le maschere e intuiva chi fosse realmente il colpevole. La maschera Ovaddu apparteneva alle maschere fini Olimpias e anch'esse presentavano similitudini con maschere dei centri vicini. La prima era costituita da una gonna decorata con pizzo da cinghialetto a volgiletto, con sopra un gonnellino di brocato verde, dalla camicia di costume tradizionale, con sus botones de oro, da una fascia di seta e da una cintura. In viso portava una maschera sempre di tela bianca, giaccarotta, e sulla stessa indossava la berritta, il berretto, con inciso una grossa M in brocato. Alle caviglie portava dei calzettoni rigorosamente bianchi e infine ai piedi le scarpe di pelle. La maschera qua si composta, la berritta del panno e tu vedi un M secco. Con un simbolo che usavano prima. Sa a misa, le sue costume, le strutture che amano, le scorallino, le strutture che amano. Poi si composta da sgonnellino a imbroccato. E sa gonna a taitela, in pizzo eranda in fondo, contornata con pizzo eranda. Su vintoglio, salete in pugno. E sul bottone, se si aprono, si in casa in Baldi giù. E sul brocco di Sarmano, e non andava da mezza bianca, se non lo provi, no, veniva preso. E usa questa composizione siamo schierati là, non va da terra cosa. No.